Seconda corsa, premio Texel, sono puledri di 3 anni, non vincitori di 2000 euro in carriera, 10 al via. 1 Carlitos ZS, Andrea Farolfi, 2 Coffee Mail, Maurizio Cheli, 3 Clarissa Luis, Vincenzo Piscuoglio, 4 Califfo Griff, Giorgio Cassani, 5 Cantiga di Ruggi, Marco Giacometti, 6 James dei Greppi, Antonio Greppi in seconda fila, 7 Cannoniera Dorio, Vincenzo Torrente, 8 Cashmere B, Cresmisci, Gianvito D'Ambroso, 9 Camelot Call, Sandro Capenti, 10 Cedro Bro, Lorenzo Baldi. Problemi per Carlitos ZS che perde molti metri, è veloce Clarissa Luis che prende il comando, rompe anche Coffee Mail, numero 2 rompe Coffee anche Mail, Califfo Griff, è Cantiga di Ruggi che si accoda seconda Griff, davanti a Kashmir C, partito bene dalla seconda fila, poi Cannoniera Dorio. In quarta posizione di fuori Cedro Bro, intanto 14,9 i primi 200 metri per la figlia di Muscle Massive con Vincenzo Piscuoglio. Seconda posizione per Cantiga di Ruggi, poi Kashmir C. All'esterno avanza Cedro Bro e si trascina Camelot Call. 400 in 39,16 la seconda frazione per Vincenzo Piscuoglio che conduce fin dal via 10, Cantiga di Cedro Ruggi, la Bro, debuttante seconda alla corda, mentre Gianvito D'Ambroso prende la via del largo con Kashmir numero C. 1 Carlito ZS, Tanto ripete l'errore Carlito, se viene squalificato 600 metri in 47,3, siamo al passaggio davanti alle tribune, si gira Vincenzo Piscuoglio ma non vede arrivare nessuno. Il primo all'esterno è Kashmir C, la cui schiena è presa da Camelot Call, poi vicino ai primi anche James dei Greppi. 15,4 qui davanti alle tribune, primo giro in 1,2,7, sempre in vantaggio Clarissa Luis, l'allieva di Francesco Alessandrini che conduce, seguita da Cantiga di Ruggi, Kashmir C che si avvicina alla battistrada, chilometro in 1,17,8, retta di là, sempre all'esterno Kashmir C, poi Camelot Call che si industria nella sua scia, però ha qualche problemino di meccanica, stenta a tenere il ritmo dei primi. Cannoniera Dorio, retta di là, passata in 15 secco, ultima curva, sempre in controllo Clarissa Luis con Vincenzo Piscuoglio, Cantiga di Ruggi che si getta di galoppo 5, e quindi Kashmir C può ripiegare nella scia della battistrada che ora cerca la fuga ai 200 conclusivi, 16 l'ultima curva, Clarissa Luis in netto vantaggio, ci prova Camelot Call che si è nuovamente ingambato ma Clarissa Luis ha preso vantaggio decisivo, Clarissa Luis che viene a vincere su Camelot Call, al terzo James dei Greppi su Kashmir C. 1,17,2 la media al chilometro per Clarissa Luis, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata, il training di Francesco Alessandrini, i colori dell'azienda agricola Caracciolo, la vittoria di questa figlia di Muscle Massive, l'X Fox Dete in percorso di testa, ha graduato, poi allungato nel finale anche se 31,4. Mentre Camelot Call, che ha risolto qualche problema di meccanica sulla retta di là, si è nuovamente ingambato e coglie un buon secondo davanti a James dei Greppi.